in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali all'appuntamento con lo Sportello Pensionati. Oggi in studio con noi ci sono Mariannina Rocco del CAF CISL del Friuli Venezia Giulia e abbiamo Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Udine. Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Buonasera. Un saluto particolare a Mariannina. Mariannina aveva partecipato alla nostra trasmissione ante-Covid ancora, 2 anni no? fa, sì. 2 anni fa. Pensa da quanto stiamo andando Sì. in onda, no? Con la trasmissione. Di successo, sì, direi. Allora, Mariannina ci parlerà di aspetti, chiaramente, essendo rappresentante del CAF, ci parlerà di aspetti fiscali. E Ivano invece ci aggiorna sulla situazione. Tra l'altro, dobbiamo anche dire che mentre noi stiamo andando in onda, a San Vito al Tagliamento si sta svolgendo il congresso della CISL. Ancora notizie non ci sono perché si saprà, no, cambiamenti, nomine nuove, sì, è in corso riconferme. in questo momento proprio il congresso, quindi è difficile poter dare qualche notizia precisa. E comunque effettivamente il confronto come quello in un congresso è importante, no? Assolutamente. E so che ci vuole una bella preparazione per arrivare al momento del congresso con relazioni, con analisi di situazioni, anche per portare novità. Esatto, perché il congresso della CISL confederale è partito passi indietro con il congresso, congressi di zona dei pensionati, delle altre categorie metalmeccanici, chimici, tessili, pubblico impiego, eccetera, e per arrivare dopo questo percorso di base ai congressi delle singole categorie e oggi al momento clou più importante per fare sintesi, no? Che farà sintesi e valuterà e deciderà assieme quali saranno le cose che la CISL del Friuli Venezia Giulia farà nei prossimi 4 anni. Quindi è un momento centrale e fondamentale della nostra attività sindacale. Sì, anche per assumere nuove strategie, per pensare a cose, no? A cose nuove, iniziative nuove, cosa fare, che cosa non fare. A parte che in questo momento è un po' difficile, no? Se guardiamo quello che sta accadendo, se guardiamo al momento di guerra, guardiamo a questi... No? Il momento è sicuramente molto complicato. Molto complicato, quindi anche fare supposizioni, pensare a questo piuttosto che a quello. Noi possiamo giusto dire che in sostanza questa guerra creerà sicuramente inevitabilmente problemi anche per la nostra gente, perché le notizie che leggiamo sul Messaggero tutti i giorni purtroppo e che si sentono a Telefriuli e che si sentono soprattutto a Telefriuli, insomma, comunque diciamo le notizie che vengono date soprattutto sulla stampa nei telegiornali internazionali, che vengono qui a livello fatti, locale a Telefriuli, esatto, sottolineiamo, diciamo che ecco, Ivano. C'è stato un lapsus freudiano, come si suol dire. Andiamo avanti. Comunque diciamo, ecco, quindi questa situazione che noi viviamo è preoccupante perché è ovvio che la mancanza di arrivo della materia prima, tra l'altro il Covid e la ripresa del dopo Covid aveva comunque creato dei problemi molto gravi relativamente al prezzo delle materie prime che hanno creato difficoltà, problemi. Io dicevo, passiamo dai distributori e ci accorgiamo che il gasolio costa più della benzina e che costa più comunque di quello che costava 15 giorni fa. Ed è ovvio che la situazione quindi ha bisogno di essere monitorata e quindi in questo caso io penso che il governo dovrà metterci un occhio molto più preciso rispetto a questa cosa, perché non possiamo lasciare che tutto vada avanti in questo modo, soprattutto quando gli elementi spesso che ci sono di speculazione, perché sappiamo, basterebbe dire che la benzina, il petrolio è stato comprato prima a un prezzo più basso ed è lo stesso magari che c'è che viene venduto, quindi insomma. Ecco, nei momenti difficili, guarda caso, arrivano sempre le speculazioni, no? Esatto. E poi sarà difficile chiaramente tornare indietro. Parliamo di aspetti fiscali. Allora,
A me piacerebbe anche evidenziare questo fatto, l'assegno unico. È stato recepito questo messaggio, è stata recepita questa novità? Mi pare che da parte soprattutto dei dipendenti pubblici non sia stato recepito, non ci siano tante domande. Dico bene? Allora, il numero domande non saprei. Noi abbiamo fatto una campagna di informazione a livello di CAF, contattando direttamente tutti i nostri clienti che risultavano avere dei figli minori o a carico. Gestendo i 730 è una situazione che noi conosciamo ed effettivamente qualcuno, e quindi informandoli già a gennaio che era arrivato il momento già di fare l'ISEE per prepararsi per l'assegno unico che sarebbe partito poi a marzo, ed effettivamente tanti ancora non avevano capito che c'era questo cambiamento e quindi i vecchi assegni familiari non sarebbero stati tutto l'anno come erano abituati, è vero. E quindi quali consigli dare adesso? Perché chiaramente bisogna vedere se si ha diritto, se non si ha diritto, come fare, come non fare, che ci sono ancora tante persone indecise. Sì. Allora il consiglio, l'INPS ha dato dei margini di tempo per agire, quindi non c'è insomma da averne panico, anche se siamo già a marzo e quindi sì, l'assegno unico è già partito. C'è la possibilità entro giugno di elaborare il modello ISEE e da quello, se il valore è inferiore ai 40.000, è possibile avere un importo di assegno un po' più alto per i figli a carico. Nel momento in cui il valore ISEE è più alto di 40.000, comunque si ha diritto alla tariffa base, diciamo, all'assegno base. È importante stare attenti che non basta fare l'ISEE, ma bisogna anche presentare la domanda all'INPS tramite una serie di canali, tra cui direttamente con lo SPID sul sito dell'INPS, tramite patronati oppure col call center dell'INPS. Insomma, ci sono diversi canali, quindi bisogna fare tutte e due le cose, l'ISEE e la domanda all'INPS. Ecco, posso aggiungere questa cosa che diceva Nina, perché anche frequentando ovviamente le nostre sedi di Cesimo in modo particolare, si vede come in effetti c'è proprio questo passaggio delle persone che vanno al CAF a fare l'ISEE e poi passano al patronato dalla nostra parte per chiedere appuntamenti. Ecco, l'invito, come anch'io ribadisco, non aspettate, chiedete gli appuntamenti, hanno dei margini, non parlo di quelli per l'ISEE, ma quelli per fare l'assegno unico, ovviamente un po' in là nel tempo. La scadenza è giugno per poter avere gli arretrati, per cui non aspettate, venite, chiedete l'appuntamento, con calma potete farlo, sia nelle sedi singole che abbiamo in giro oppure a Udine, quindi in questo senso non perdete questa occasione che c'è per questo assegno unico, che è questa grande novità. Anche perché poi vi ritrovate presi letteralmente d'assalto, no? Ci sono stati dei momenti molto difficili proprio per... Abbiamo avuto noi come CAF un momento molto difficile a gennaio, perché comunque il modello ISEE scade in tutta Italia il 31 dicembre, quindi il 1° gennaio tutta Italia deve rifare l'ISEE e ci sono tante prestazioni legate a questo modello che anche insomma già consolidate, tipo il reddito di cittadinanza, che prevede proprio il rinnovo entro gennaio per poter continuare a percepirlo, quindi diciamo che c'è stato un momento in cui le richieste erano veramente tante. Effettivamente il chiarimento dell'INPS, che era possibile elaborare con calma fino a giugno, ci ha permesso di calmare insomma l'ansia dei nostri clienti, dei Però anche per il 730, no? Tutti aspettano l'ultimo momento, no? Beh, fortunatamente hanno allungato i tempi per il 730. Così c'è più tempo per fissare gli appuntamenti. Eppure, nonostante il 30 settembre, c'è gente che ci chiede anche a ottobre di fare il 730, quindi in realtà veramente più tempo dai e più c'è sempre il ritardatario, vero? Novità fiscali eclatanti dell'ultima ora, perché spuntano sempre... No, beh, c'è sempre qualcosa dietro l'angolo. No, eclatanti no, ci sono tante conferme, proroghe, soprattutto questi bonus edilizi che insomma sono state prorogati ancora, ma questo parlo per il 2022, 2023, eccetera. Ecco. Grossi cambiamenti nel 730, grosse cose. Quest'anno avremo le spese del 2021 come novità, ma vedremo quante, delle scuole di musica dei bambini 5-18 anni, quindi vedremo che successo avrà questa nuova detrazione. Ecco.
grosse novità, insomma, grosse spese. Quindi anche fra le detrazioni non si è aggiunto nulla, non si è No, aggiunto però nulla magari ecco, colgo all'elenco. l'occasione per ricordare, perché l'anno scorso, cioè il 2020 è stato un anno, il primo anno che è passato in sordina, e l'anno scorso infatti facendo il 730 abbiamo avuto grossi problemi di stare attenti che le spese adesso sono tracciabili, devono essere per poterle detrarre. Questa cosa ancora c'è difficoltà a capire. Ecco, sono tracciabili perché nel momento in cui uno paga, Deve tutto pagare con viene bonifico, comunicato. o con bancomat o con carta di credito, non in contanti. Perché non all'ufficio tutte, delle entrate però... comunque c'è tutto in sostanza, no? Sì, infatti tipo il medico che percepisce il pagamento in contanti, in teoria quella spesa non la deve comunicare al sistema del 730 precompilato, e quindi non dovrebbe comparire proprio in detrazione. Da stare attenti a quello, sì, e conservare le ricevute dei pagamenti. Conservare sempre. Tipo la strisciata del POS, cioè meglio una carta in più, insomma, da tenere. Sì, sì. Sì, io pensavo che adesso tutto fosse tracciato, che magari quando paghi col banco... Però chi viene al CAF, purtroppo l'Italia ha sempre il doppio binario, quindi è rimasta comunque in vigore il fatto che chi si rivolge a un CAF, il CAF ha obbligo di visionare tutti i documenti. E quindi noi necessariamente dobbiamo chiedere le cose che magari l'Agenzia delle Entrate già conosce. Però noi dobbiamo comunque chiedere. Beh, avete il numerino e documentazione. potete entrare per vedere. C'è il discorso privacy, quindi noi ad esempio vediamo le spese mediche in forma aggregata, cioè io so la somma ma non so la singola spesa, non so, perché sennò dovrei anche sapere che è andato presso il tale medico, che ha fatto, quindi per la privacy questo noi non possiamo saperlo dall'Agenzia delle Entrate, è il contribuente che ci deve portare i documenti. Ecco, quindi proprio dalla nostra trasmissione Mariannina lancia questo appello e dà questo consiglio, insomma, per facilitare un po' le cose, anche per non perdersi niente per strada, in sostanza, no? Sì. Perché poi è un peccato, magari uno ha pagato e l'anno successivo poi non è che possa ripresentare una cosa di 2 anni prima, o sì? Noi abbiamo avuto situazioni, per dire nel 2020, quindi l'anno scorso facendo il 730, di persone che avevano pagato il classico dentista, che essendo un medico che uno va privatamente, la tracciabilità è obbligatoria, pagato anche cifre importanti in contanti. Lì purtroppo si parlava di limiti di in contanti di 3.000 euro, e quindi gente ha pagato in contanti, quindi attenzione di non fare questi errori. Quindi pagamenti in contanti fino a quanto? Spieghiamo bene tutte queste cose. Ma adesso è sceso a 2.000 e leggevo proprio in questi giorni che hanno riconfermato 2.000, quindi 1.000 verranno rimandati al prossimo anno. Però sì, è vero che è possibile pagare in contanti, ma se io pago fino a 2.000 euro in contanti, il dentista quella spesa non è detraibile. Ah, non è detraibile fino a 2.000 euro. Questo nonostante non ci sia la fattura. Nonostante ci sia la fattura? Perché bisogna pagare con la... I pagamenti in contanti sono ammessi se vado in ospedale o gli ospedali privati, non so, tipo il policlinico. Sì, ma non dei privati. E se vado in farmacia e faccio le spese lì, oppure le strutture convenzionate, tipo gli istituti dove uno va a fare le analisi, così. Ma tutte le visite che vado privatamente, di sicuro, lì la tracciabilità è obbligatoria, quindi contanti non sono ammessi. Quindi sempre con bancomat? Sì. Non è un problema se uso il bancomat di un'altra persona, perché ovviamente la prima cosa il problema grosso che era uscito è gli anziani che è una vita che non ce l'hanno questo bancomat, devono a 90 anni avere il bancomat, ricordarsi il PIN, non è un problema, può pagare il figlio, la figlia, il nipote col proprio bancomat, l'importante è che il pagamento è tracciato, non serve che i soldi escano dal conto della persona, insomma. Ci facciamo una piccola pausa, possiamo dare anche il via alle telefonate 0432 5735 17 per parlare in diretta con i nostri ospiti e quindi anche chiedere consigli, oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Piccola pausa per noi qui in studio, ci ritroviamo tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio, abbiamo un messaggio. Buonasera, l'aspettativa si deve recuperare? Grazie.
Allora, per quanto qui riguarda dobbiamo dare l'aspettativa, risposta. ovviamente dipende da che aspettativa è, perché noi abbiamo varie forme di aspettativa nei contratti nazionali o nelle leggi. Sicuramente c'è l'aspettativa non retribuita normale che uno chiede, prevista dai contratti perché vuole andare a farsi un viaggio, adesso io dico così come battuta, oppure c'è l'aspettativa per esempio per maternità e quindi in questo caso invece è tutto recuperabile fino all'anno del bambino e ci sono altre aspettative come quelle per la cura delle persone dove ovviamente contano come contributi, quindi le aspettative sono generalmente recuperabili tranne quelle che vengono utilizzate per motivi che non hanno nulla a che fare con l'assistenza o con la maternità o con altre cose. Sì. Quella del militare, per esempio, adesso non più perché non c'è più la leva, ma prima i militari, appunto, che era in fin dei conti un anno a secondo del periodo di aspettativa dal lavoro, si recupera e conta come contributi per la domanda di pensione. Quindi se uno interrompe o chiede aspettativa in un posto di lavoro e per un periodo di tempo magari si dedica ad altre cose o legate allo studio o a qualche ricerca particolare, quel periodo lì lo recupera? No. Ah, proprio non lo recuperi per no. niente? Se lo fa per sue cose personali non c'è possibilità di recupero. Perde, se sta a casa un mese o 2 mesi o 3 mesi, sa che nell'arco della sua vita lavorativa e di come andrà a maturare la pensione è un periodo che inevitabilmente non sarà conteggiato. Esatto. Bene, andiamo avanti, procediamo perché so che tu mi devi parlare, Ivano, di cose che riguardano appunto le persone anziane. Certo. A proposito, e con l'Anteas come va? Tutto bene? Con l'Anteas, come dire, va bene, nel senso che l'attività dell'Anteas... Io te lo chiedo ogni volta perché... Sì, giustamente, perché state lavorando prosegue, va avanti, sul tra l'altro territorio. a Tricesimo faremo l'inaugurazione della nuova sede ai primi di aprile, e quindi lì ovviamente chiederemo ovviamente a Telefriuli di venire a farci un buon servizio perché è una cosa importante che stiamo mettendo in piedi e che possa permettere di dare anche a Tricesimo, come in altri paesi della nostra provincia, si sta cercando di mettere in piedi servizi che possono aiutare gli anziani a passare o il tempo libero o avere degli aiuti invece per quanto riguarda invece andare in ospedale, andare a fare cose di questo tipo dove non hanno il mezzo per poterci andare. Allora ci sono dei messaggi. Buonasera, vorrei sapere, per andare in pensione col precoce, quali clausole ci sono? E qui dipende, no? Bisogna aver lavorato prima dei 18 anni e a quel punto si può anche avere diritto alla pensione di anzianità a 41 anni anziché quella di 42-10 mesi se parliamo degli uomini, che invece è chiamata anticipata adesso, anche se il concetto è più o meno lo stesso. Ah, ecco, vedi che c'è la specifica. Buonasera, ho 57 anni e 39 di contributi. Anni fa ho chiesto 3 mesi di aspettativa per motivi familiari. Vengono conteggiati ai fini della pensione. Per motivi familiari dipende doveva fare assistenza. Se è stata chiesta per esempio con la legge 104 è una cosa, se è stato chiesto con invece un permesso normalissimo che ha concordato con la direzione dell'azienda dove lavora, è ovvio che non c'è un riscontro che permette di recuperare i contributi di quei 3 mesi. Buonasera, a ottobre da certificazione INPS faccio 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Qual è la procedura da fare per accedere alla pensione? Allora, innanzitutto mi sfugge cosa ha detto che da quando li ha questi mesi? A ottobre. Da ottobre di quest'anno. Da certificazione INPS faccio 42 anni e 10 mesi di contribuzione. È il periodo giusto. Che procedura devo fare? Questa è la richiesta. Se non ha mai fatto un estratto conto, per essere sicuro, ma visto che parla di sapere già che sono 42 anni e 10 mesi, suppongo che l'abbia fatto, quindi direi se ha già l'estratto conto certificativo, a secondo anche di quanto ha di preavviso, e questo dipende ovviamente da che mansione, da che lavoro sta facendo all'interno dell'azienda o dell'ufficio, diciamo qualche mese prima direi di venire al patronato, fissare l'appuntamento per mandare avanti la pratica di pensione, perché così almeno arriviamo in tempi
veloci ad averla subito, anche se sappiamo che poi parte dopo 3 mesi, ma quello è un altro, i soldi si prendono dopo perché c'è questa vacanza, chiamiamola così, di 3 mesi. Vacanza di 3 mesi? Sì, si matura il diritto e poi ci sono 3 mesi prima di prendere effettivamente la pensione. Sì, sì, quindi tu finisci oggi e fra 3 mesi Inizi a prendere la pensione. inizi a prendere Quindi la pensione. io consiglierei alla persona di venire al patronato in modo tale che possa vedere bene con calma il periodo, se è proprio esattamente questo, in modo tale che riceverà indicazioni dal nostro operatore del patronato su esattamente quando, anche in base al preavviso che deve dare dall'azienda, può decidere di dare le dimissioni, perché in questo caso deve dare le dimissioni online. Sì, sì, non è che uno vada in come... pensione il mese successivo, che è andato in pensione percepisce già la pensione. Non per la pensione di, come si dice, di vecchiaia, sì. Per quella di anzianità, quando sono andato io, sì. Appunto. Ma adesso no. Quando tu hai maturato tutto, no, ci vogliono 3 mesi, nonostante Sì. tu abbia maturato tutto. Esatto. Sì, Questo sì, è la... 3 mesi. Esatto, 3 mesi. Beh, eventualmente questa persona, se ha bisogno, può rivolgersi direttamente no? Chiama vostri. la CISL del posto più vicino dove abita e le verrà fissato un appuntamento per poter iniziare a vedere con precisione. Ecco, andiamo un po', poi ritorno da te per Sì. parlare di Anteas. Andiamo un po' da Mariannina adesso per parlare di scadenze anche fiscali. Che cosa dobbiamo fare nell'immediato? Allora, nell'immediato... Consigli? No, adesso siamo ancora in una fase di attesa. La prima scadenza utile sarà il 16 marzo in cui arriveranno le CU, quindi sia l'INPS le renderà disponibili, sia i datori di lavoro dovrebbero con quella data insomma, fornirle anche ai dipendenti. E beh, 16 marzo? Prossima settimana. E quindi la prossima settimana. Sì. Quindi non è che... Poi dai primi di aprile più o meno come CAF iniziamo a gestire i 730, abbiamo già preso appuntamenti, insomma, abbiamo iniziato a prenderli già da dicembre, quindi ben... Già da dicembre? Sì, sì. Avendo tanti numeri, insomma... E quindi voi adesso avete lavoro assicurato fino a quando? No, aprile diciamo più o meno è abbastanza pieno, però insomma altro posto verrà creato a breve, ecco, quindi posto ce n'è. Posto ce n'è. Scusate di nuovo, la finestra di 3 mesi deve essere lavorativa o uno può decidere? No, quello che conta sono i contributi maturati per avere diritto alla pensione anticipata. Poi il discorso, certo, se uno, di solito uno magari lavora se può, perché così ha uno stipendio, ha un reddito, ecco, però, oppure a seconda delle situazioni, se fosse un'azienda un po' in crisi, viene messo va in disoccupazione, però lì dipende ovviamente dalla singola situazione, però non è vietato può continuare a lavorare ancora finché non percepisce assolutamente la pensione. sì, lui ha maturato il diritto, ma se vuole può continuare a lavorare perché non ha ovviamente 67 anni e quindi non ci sono particolari problemi. Poi può valutare lui anche se andare subito, se aspettare un periodo. L'importante è che blocchi ovviamente, quindi faccia la domanda in modo tale che sia tutto bloccato. Non penso che cambieranno le leggi da qui a fine anno su questo pezzo di questione pensionistica, però diciamo può lavorare, non c'è un vincolo che gli impedisce di lavorare. Ritorniamo con Anteas, no? Sì. Ecco, perché ti avevo detto prima che mi piace essere aggiornata sull'attività di Anteas, perché so che a Tricesimo avete tante iniziative, non solo a Tricesimo, comunque su tutto il territorio regionale. Però sì, non è solo Tricesimo, io conosco magari di più Tricesimo, anche la tua realtà, magari insomma. Può darsi che in prospettiva possa vedere anche un po' di contribuire anche per ampliare questo tipo di servizio che è Anteas ma è CISL, nel senso che per noi Anteas è un'associazione che lavora in stretto contatto con la CISL perché vogliamo fare in modo che i nostri anziani possano avere nell'ambito della loro vita di tutti i giorni un aiuto sia sotto il profilo del tempo libero e di come occuparlo, ma anche e soprattutto, in questo caso più Anteas,
per fare in modo che le persone, appunto io vedo, ci sono tante persone, vale per Tricesimo, ma so che anche per esempio a Lestizza, dove c'è un ottimo servizio che viene fatto su questo, e a Carlino, per parlare di altri paesi, è molto seguito questo servizio perché le persone hanno bisogno, o perché si portano gli anziani al centro diurno della singola dell'associazione, oppure perché uno ha il figlio che ormai è andato a vivere a Milano da sola o da solo e non riesce ad andare in ospedale a Udine anziché a Tolmezzo, e quindi noi riusciamo in questo senso a contribuire a questa cosa. E io quello che posso dire è che faccio un invito alle amministrazioni comunali in modo particolare che non hanno questo servizio a rapportarsi con Anteas e a valutare seriamente questa cosa, anche perché è possibile recuperare anche mezzi per portare le persone attraverso agenzie che lavorano su questo. Noi l'abbiamo fatto per esempio a Tricesimo, e si può permettere di dare alle persone più fragili, diciamo, del proprio territorio comunale un servizio che continuo a dire che è veramente importante. Poi non è solo per i pensionati, perché molto spesso noi portiamo anche persone non vecchi, ma magari che hanno dei problemi seri o per cure oncologiche o altro, e quindi è un servizio fondamentale che ogni piccolo paese, io dico, dovrebbe avere. Piccola pausa, ci ritroviamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Noi stavamo chiacchierando di una questione che è abbastanza significativa, preoccupa un pochino questa cosa, no? La questione delle cessioni dei bonus. Che cosa sta succedendo? E da metà novembre, quando c'è stato il decreto antifrode che ha bloccato tutto il sistema, prevedendo poi nell'arco di un mesetto una serie di nuovi adempimenti da fare, cioè veramente siamo passati dal fate tutto quello che volete liberamente al adesso dovete avere il visto di conformità, l'asseverazione, le banche devono anche loro chiedere i documenti e controllare tutto, cioè siamo arrivati all'opposto. Poi a gennaio la notizia che non era più possibile fare le cessioni multiple, quindi se io cedevo alla banca, la banca a sua volta non poteva cedere, e questo ha paralizzato il sistema. Poi hanno fatto un marcia indietro e permettono fino a 3 passaggi, e questo ha fatto un po' ripartire, però siamo prossimi alla scadenza del 7 di aprile, che è stata fatta una proroga, se no 16 marzo sarebbero scaduti, scade il termine per poter cedere i crediti le spese del 2021, e quindi le persone hanno già speso, cioè il 2021 ormai è già passato, il grosso dei lavori sono stati fatti nel 2021 e adesso le persone non sanno dove sbattere la testa, se si può dire, per trovare chi gli compra questi crediti e così magari chiudere finanziamenti che hanno dovuto fare per fare i lavori in casa. Quindi questo sistema un attimino ha deragliato. Ecco, prima si andava molto più lisci con sia le persone oneste che hanno fatto le cose bene, sia tutto quello che abbiamo sentito dire di frodi. Sì, chi ha fatto subito praticamente all'inizio e chi ha presentato tutte le documentazioni necessarie sin dall'inizio ha terminato ed è a posto, però... Quelli che però ci sono stati, diciamo che questa cosa ha molto smosso l'edilizia, quindi c'è stato un periodo, soprattutto tra 2020 e 2021, in cui materiali che non arrivavano, ponteggi che non si trovavano, e quindi le persone che magari volevano ristrutturare hanno dovuto aspettare tempi un po' lunghi. Adesso che hanno magari il grosso della spesa l'hanno fatta, volevano cominciare a incassare qualcosa, c'è stato questo problema col governo che ha cambiato le carte in tavola, quindi si è reso necessario procurare ad esempio l'asseverazione di un tecnico con necessità di fare il computo metrico, ma chi aveva dei lavori in edilizia libera e quindi, non so, il bonus facciate, io tinteggio la facciata, non è che ho bisogno di un geometra, ma adesso ne ho bisogno per fare l'asseverazione. Non si trovano geometri che abbiano il tempo e la voglia di mettersi a capire un lavoro che non hanno seguito e a quantificare se i costi sono congrui o no. Io ho delle persone che mi hanno detto metterò nel 730 perché non trovo un geometra che mi fa l'asseverazione, per dire.
E quindi c'è solo questa possibilità di mettere nel 730? Sì, nel 730 con i tempi di 5 anni per il super bonus e 10 anni gli altri bonus, di incassare la spesa, insomma. Ci sono persone che non possono presentare il 730? Intanto tutta la fetta delle persone che hanno partita IVA, quindi chi ha partita IVA, anche se inattiva, non devono fare il modello redditi, quindi il 730 non è possibile. Questa, diciamo, è la fetta più grossa. I residenti all'estero, altrimenti se uno è un dipendente o pensionato può fare tranquillamente il 730. Ecco, una domanda, volevo farla ancora all'inizio. Praticamente i CAF sono così, la sentinella, no, di quello che sta accadendo sul territorio, perché si capisce come stanno andando le cose in base appunto alla denuncia dei redditi. Dal tuo osservatorio, Mariannina, che cosa hai riscontrato? A parte che adesso possiamo solo parlare del 2020, Sì. che... Noi abbiamo la fotografia dell'ultimo 730 che è sì. quello dell'anno 2020, che è stato effettivamente un anno di grande precariato in quanto abbiamo avuto tantissime situazioni di cassa integrazioni. Infatti anche tramite le categorie sindacali presenti nelle aziende, nelle fabbriche, sono stati attivati dei canali per agevolare persone a compilare il 730 perché effettivamente dipendenti che hanno magari il loro lavoro a tempo indeterminato da una vita e che magari non facevano dichiarazione, l'anno scorso sono state obbligate a farla perché avevano il doppio reddito, cassa integrazione dell'INPS e il reddito dell'azienda e quindi questo generava un obbligo di compilazione e quindi tante categorie che si sono attivate per spiegare questa cosa e anche per agevolarli nella compilazione. È stato un anno molto travagliato, anche perché purtroppo queste situazioni hanno generato un debito IRPEF, quindi persone si sono ritrovate ad andare a debito, a dover pagare delle tasse, in quanto quando i redditi arrivano da più fonti non sono conguagliate correttamente, come il termine tecnico, insomma. E quindi sì, tante persone si sono ritrovate con questi debiti IRPEF, sì. Speriamo. Vedremo quest'anno. Quest'anno c'è meno cassa integrazione di sicuro, c'è stato nel 2021. Nel 2021, sì. certo. Vedremo un po'. Mancano pochi minuti alla chiusura della trasmissione e io vorrei chiudere con Ivano. Ecco, hai avuto in queste settimane in cui non ci siamo visti, perché ci siamo visti cos'era 2 o 3 settimane fa, un mese fa più o meno, hai avuto segnalazioni particolari allo sportello, agli sportelli che segui? Perché arrivano sempre, no, delle situazioni magari che sembrano irrisolvibili e poi invece riuscite a portare a termine comunque. No, diciamo che spesso arrivano anche quasi di rimbalzo, oserei dire, anche magari richieste, spesso le più strane o svariate. Infatti. Io mi ricordo la telefonata di quella signora nell'ultima trasmissione in cui ero qui. Ah sì, ecco, a proposito. Che tra l'altro che gli avevo promesso appunto di richiamarla, l'ho risentita al venerdì pomeriggio, la signora aveva bisogno di capire bene se c'era qualche possibilità, purtroppo come avevamo già visto non c'erano grandi cose, ma lei è rimasta contenta perché secondo me le persone anche in questo momento particolarmente difficile, che adesso come si suol dire piove sul bagnato, nel senso che ci si mette anche la guerra, ha bisogno di poter parlare, sentirsi spiegare magari alcune cose se è possibile farle oppure no. E oggi purtroppo ancora i nostri uffici pubblici, chiamiamoli così, fanno fatica a essere disponibili su questo e devo dire che invece sotto questo profilo la CISL, i pensionati, il patronato e il CAF invece sono il momento più importante per la gente, perché per esempio anche durante il famoso lockdown di blocco, per esempio il CAF, dico io, che anche se non sono del CAF, era presente, c'era, voglio dire, le persone avevano un luogo dove andare, dove poter chiedere e avere magari qualche volta anche la soluzione del problema. Quindi... Avendo cominciato a lavorare prima dei 19 anni, ossia nel 1978, io col precoce posso andare in pensione o ci sono delle clausole? Grazie. Le clausole sono quelle legate all'anzianità ovviamente e all'età, ma questo
e come abbiamo già visto prima per Sì. le persone di cui abbiamo parlato, però se una persona, come dico spesso anche alle persone che chiamano le sedi sindacali con le quali noi parliamo, quando una persona pensa di essere vicino alla pensione, sia per l'età che per i contributi, deve recarsi da noi al patronato e fare la richiesta di un estratto conto, se non ce l'ha, per poter capire in che condizione è e quindi programmare, calendarizzare anche la sua uscita dal mondo del lavoro e dalla pensione e sapere che cosa gli può succedere. Ivano, in 30 secondi, il sindacato, in questo caso appunto l'FNP, CISL, come si muove per quanto riguarda la solidarietà nei confronti della popolazione in fuga dall'Ucraina? Sì, c'è una cosa, ma non, sì, la Confederazione in accordo con CGIL, UIL, Confindustria, Confartigianato eccetera sta ipotizzando di fare anche, come è successo per altre tragedie anche se diverse, un fondo ai quali è possibile versare, però purtroppo ancora non abbiamo organizzativamente pronto l'indicazione, ma ci sarà sicuramente da parte, in collaborazione anche con Confindustria, questa possibilità di trattenuta anche sulla busta paga da versare ovviamente alle persone, alle popolazioni colpite. Bene, siamo in chiusura, non posso fare altro che ringraziare e salutare Mariannina Rocco del CAF CISL del Friuli Venezia Giulia, dove a Udine la troviamo Mariannina, ecco, nella sede di Udine, e Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Udine, comunque Ivano lo troviamo a Tricesimo. Esatto. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri amici telespettatori, appuntamento a mercoledì prossimo, puntuali alle 18:15, arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.